Tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, Volodymyr Zelensky è il leader di un paese, di una nazione aggredita militarmente con la forza nella sua sovranità e nella sua autodeterminazione. E come tale non può che ispirare solidarietà a qualunque liberale conservatore compus sui che dia un senso a parole, valori come libertà, nazione, sovranità, autodeterminazione dei popoli, tanto più in questo caso dove l'invasore è un autocrate di purissima scuola KGB, che sostanzialmente ha dichiarato più volte di rimpiangere l'Unione Sovietica, perché questo Putin ha dichiarato più volte, definendosi un perfetto prodotto dell'educazione patriottica sovietica. Quindi è evidente che non può suscitare l'entusiasmo di alcun liberale o conservatore che dia un senso alle parole. Questa è la premessa valoriale storica di quello che è avvenuto. Poi c'è anche la cronaca, e nella cronaca ci sembra che Zelensky ancora una volta abbia un deficit di realismo, come gli capitò nel famigerato incontro con Donald Trump alla Casa Bianca. Ci sembra che Zelensky non stia cogliendo alcuni importanti elementi di realtà. Ci sembra che la sua posizione attuale non sia anzitutto negli interessi che difende dell'Ucraina e del popolo ucraino. Perché diciamo questo? Perché come sapete stamattina ne danno conto tutti, c'è al momento il gran rifiuto ucraino al piano di pace allestito dalla Casa Bianca, nella fattispecie da Marco Rubio, segretario di Stato, e da Steve Witkoff, l'inviato speciale di Donald Trump, che sostanzialmente Kiev ha respinto in toto. Ma il paradosso è che respingendolo in toto, Zelensky aderisce a una narrazione pro Putin, cioè alla narrazione secondo cui Putin sta vincendo, sta ottenendo tutto, otterrebbe tutto con questo accordo. No, scusate, riavvolgiamo un attimo il nastro. L'obiettivo primario di Vladimir Putin quando violò la sovranità ucraina era arrivare a Kiev in pochi giorni, buttare giù Zelensky e il suo governo, annettere l'Ucraina alla Russia, appunto come avveniva ai tempi dell'Unione Sovietica, sostanzialmente instaurando un governo fantoccio, quindi fagocitare militarmente l'intera Ucraina. Questo obiettivo non solo non è stato raggiunto dalla Russia, ma è lontanissimo dall'essere raggiunto e sostanzialmente non sarà mai raggiunto, anche perché la Russia ha dimostrato di non essere in grado militarmente di raggiungerlo. L'attuale situazione del fronte. Ora, Zelensky dovrebbe focalizzare che anche in realtà le roccaforti principali del Donbass al momento sono in mano ucraina, quindi in teoria fuori dallo schema delle concessioni ai russi che l'accordo americano prevede. Solo la regione di Lugansk è, diciamo, pressoché integralmente occupata. Altre, quella di Donetsk, quella di Pokrovsk, quella di Kramatorsk a maggior ragione, sono ancora saldamente in gran parte in mano ucraina. I due capoluoghi importanti a sud come Zaporizhzhia e Kherson sono in mano ucraina, quindi sarebbero fuori dallo schema delle concessioni. Dal novembre 2022 non ci sono truppe russe sulla riva ovest del Dnipro, che come sapete è un confine anche simbolico, geopolitico, non solo geografico, e quindi nulla di quelle terre rientrerebbe nello schema delle concessioni. Cioè anche gli obiettivi più limitati, più realistici di Putin, quelli che riguardano, diciamo, il Donbass e le regioni russofile o presunte russofile, non sono assolutamente ottenuti in toto, anzi i principali snodi urbani non rientrerebbero nelle concessioni. È lontano anche, ancora più lontano, un altro grande obiettivo sulla carta strategico per la Russia, cioè la città di Odessa col suo porto. Allora, se come è il piano americano prevede sostanzialmente la quasi integrale cessione dei territori attualmente occupati alla Russia, neanche questa è ben lontano dall'essere una vittoria strategica di Putin. Se poi prevede il riconoscimento della
possesso russo della Crimea, non si capisce la cagnara di oggi dei giornaloni contro Donald Trump. Ricordiamo che l'invasione, l'annessione forzata della Crimea avvenne sotto il mandato di un signore che si chiamava Barack Obama. Quindi se è nella disponibilità dei russi da anni, il colpevole si chiama Barack Obama. Questo dovrebbe saperlo, lo sa anche Zelensky, e in effetti, come ha detto Trump, l'Ucraina non combatté allora per la Crimea, non si capisce perché dovrebbe combattere adesso che si sta immaginando una pace complessiva. Morale della favola: Zelensky è l'invaso, l'aggredito nella sua sovranità, che per noi è un valore. Zelensky però in questa fase si sta dimostrando ostinatamente refrattario a cogliere la realtà e a cogliere un elemento chiave della realtà. Putin non sta vincendo, col piano americano non potrebbe dichiarare vittoria su nessuno fondamentalmente dei suoi obiettivi strategici, potrebbe annettere dei territori. Si chiama compromesso dovuto al fatto che gli Stati Uniti d'America hanno altre priorità, altri fronti, hanno la sfida epocale col gigante cinese. Non vedere tutto questo purtroppo rischia di essere un abbaglio storico clamoroso di Volodymyr Zelensky. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.